Alfonso Cartannilica, qui al Consiglio Comunale avete presentato un documento al Presidente del Consiglio sulle tematiche che riguardano la siccità, la mancanza d'acqua. Ecco, sì, dopo la manifestazione del 1° giugno abbiamo deciso di coinvolgere anche il Consiglio Comunale, che in tutte queste settimane è stato colpevolmente in silenzio. Per questo abbiamo una piccolissima delegazione di noi, perché potevamo essere anche centinaia, addirittura migliaia, per evitare problemi di ordine pubblico. Abbiamo fatto un gruppetto di 15 persone e siamo venuti qui al Consiglio Comunale di Agrigento per presentare un documento al Presidente del Consiglio in cui chiediamo un Consiglio Comunale aperto a tutta la città. Il Presidente del Consiglio ci ha ricevuti e ne parlerà con i consiglieri comunali e ci darà una risposta a breve. Avete presentato anche una piattaforma, no? Sì, la piattaforma si rifà a quella della manifestazione del 1° giugno. Colgo l'occasione anche di invitare il sindaco di Agrigento a rispondere alle domande che avevamo inserito nel documento del 1° giugno, perché lui stesso aveva preso l'impegno di farle, e quindi credo che anche per stemperare gli animi e per evitare che l'esasperazione della gente aumenti, sia meglio che le istituzioni spieghino le cose alle persone e diano delle informazioni a tutti i cittadini. Che risposta avete avuto al Presidente? Il Presidente si è detto disponibile, però ci ha spiegato che le procedure richiedono che si debba consultare con tutti gli altri consiglieri. E noi abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto, perché un consiglio comunale chiuso non servirebbe a nulla. Noi vogliamo partecipare e fare delle domande anche ai dirigenti dell'AICA che verrebbero coinvolti e convocati. Emanuele Lovato, presente anche lui a questa delegazione, diciamo, qui al Consiglio Comunale, dove avete chiesto una seduta straordinaria dedicata proprio all'acqua. Sì, abbiamo chiesto che in pratica ci sia un consiglio aperto, in modo che anche noi possiamo toglierci qualche dubbio, che oggi ce n'è tanto. Uno fra tutti è quello di sapere se e come si deve comportare uno che resta senza acqua, perché si è capito e non si è capito finora che uno deve chiedere ad AICA l'intervento eventualmente di un'autobotte. A chi paga? Paga subito praticamente a quello che ci porta l'acqua, oppure deve pagare ad AICA? Che sono cose che questo bisognerebbe saperlo, che ancora non è chiaro se in effetti c'è l'accordo, perché si è capito e non si è capito. Ieri praticamente su quello che hanno detto il responsabile, qualcuno diceva... È stato un vertice in prefettura pure? Il vertice alla prefettura, sì. Non si è capito però come noi dobbiamo comportarci come cittadini quando manca l'acqua, e vorremmo capire se il comune sa in effetti come comportarci, perché questo è un dato di fatto, è una cosa molto importante per noi. Perciò che ce lo dicono. Noi abbiamo chiesto di fare una riunione aperta ai cittadini anche per sapere queste cose. Speriamo che consentano a fare al più presto questa riunione aperta al Consiglio Comunale. Marco Falzone, allora, presente a questa iniziativa una delegazione di agrigentini, siete qui per chiedere un Consiglio Comunale straordinario che parli di acqua? Ma l'acqua è fondamentale per la nostra vita, per la vita dei nostri figli, per la pulizia anche della città, perché è chiaro che la città ha necessità di avere quantità d'acqua necessarie per poi appunto pulire le strade che già versano in condizioni pietose. Quindi io direi che l'acqua è dignità, l'acqua è vita, ma l'acqua è anche immagine, l'acqua è anche economia turistica, l'acqua serve per appunto la nostra vita, per l'organizzazione dell'ospitalità, dell'accoglienza. Sono dei discorsi così banali che quasi a volte sembra pure stranisce appunto continuare a fare appunto continuare a portare avanti queste istanze che poi sono fondamentali nell'organizzare una vita normale, regolata da quegli standard dignitosa, esattamente. Quindi però io vorrei insistere su questo punto. Noi in prossimità del 2025, anno che ci vedrà capitale la cultura, non possiamo assolutamente affrontare una presenza turistica che aumenterà di 500-600 mila unità, forse anche di più.
e si aggiungeranno già al milione di persone che arrivano in città per visitare i templi, non solo i templi. Noi non potremmo mai gestire questi flussi con queste quantità di acqua minimali. E a questo problema dell'acqua si aggiunge anche una città che manca in servizi logistici, anche la pulizia lascia a desiderare, lo scerbamento non esiste, quindi al problema dell'acqua si aggiungono altre problematiche, ma l'acqua è fondamentale. L'acqua è fondamentale anche perché dobbiamo ricordarci che ci sono persone che a casa sono allettate, persone che a casa hanno bambini piccoli, cioè questi discorsi non li dovremmo neanche fare nel 2024-2025, non si dovrebbero neanche porre in essere, ecco, diciamo. Quindi è chiaro che noi aspettiamo solamente delle risposte chiare e che non ci vengano a raccontare che il problema è legato alla siccità, perché in altre città l'acqua viene distribuita 3-4 volte alla settimana, ma viene distribuita. Quindi io spero che questo problema venga attenzionato dalle autorità e che si possano trovare delle risoluzioni valide e durature.